In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione siciliana. La vittoria netta del centrodestra siciliano. Il centrodestra siciliano ha ottenuto una vittoria netta che non può essere equivocata. Le tre liste del centrodestra hanno ottenuto infatti il 51,42% dei voti e questo spazza via ogni sciocchezza della sinistra sulla mancanza di rappresentanza del centrodestra siciliano. Ma il centrodestra non deve fare lo stesso errore della sinistra di affrontare con presunzione il proprio ruolo. Riconoscere il contributo di MPA e DC. Va riconosciuto pubblicamente che nel risultato elettorale pieno del centrodestra alle europee un ruolo enorme lo hanno avuto l'MPA impegnato nel sostegno a Caterina Chinnici e la DC impegnata nella battaglia a favore di Massimo Dell'Utri. Dimenticarlo sarebbe un inutile atto di vanagloria. Le polemiche velate tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. E si intravedono le prime polemiche tra Forza Italia e Fratelli d'Italia con il gravissimo errore di rinfacciarsi quasi i reciproci successi. Quando si sta in una coalizione la prima cosa da scoprire è la reciproca solidarietà e i comunicati reciproci su chi è più forte non servono davvero a nulla. Il PD si sta già scannando. Appena chiuse le urne e comunicati i primi risultati, nel PD è subito partita la guerra. Il candidato non eletto Antonio Nicita ha accusato alcuni deputati regionali di essere espressione della vecchia politica e il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro, gli ha replicato a muso duro. I sardi continuano ad essere penalizzati. Nessun eletto tra i candidati della Sardegna. Il sistema della circoscrizione Isole si conferma ancora una volta penalizzante per i sardi che su 8 candidati da eleggere non ottengono nessun risultato. È evidente che il meccanismo va modificato profondamente. Toninelli e le ciliegie Giorgia. Toninelli non si smentisce mai. Per attaccare la Meloni che ha costruito uno spot simpatico sulla varietà delle ciliegie Giorgia, ne disprezza le qualità in modo volgare. I produttori dei campi dove si coltiva quella varietà certamente ricorderanno di lui. Varietà Giorgia. Ammazza che schifo! Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana e il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.